niente, la passione per questo lavoro. E tu hai iniziato a 6 anni. Io ho iniziato a 6 anni molto precocemente e tuttora sono qui. C'è da dire che è difficile essere musicisti in Italia, quindi abbiamo anche altri mestieri, cerchiamo di mantenere i due lavori contemporaneamente, per questo ridiamo un po' quando ci chiedete, fate domande così, perché in Italia sono davvero pochissimi i musicisti professionisti che riescono a vivere solo di quello. Ovviamente la speranza c'è sempre di abbandonare quello lavoro brutto, tenere quello bello. Dai, una testa. Sì. Intensi. Disordinati. Li abbiamo detti tutti. Aggettivo. No, verbo. Vecchi. Vedrai di Tenco. La musica dove sta andando, dove l'abbiamo portata in questo momento, per me è o Pipolla dei Sigur Rós. Io mi sollevo del disordine delle cose. E tra l'altro non faremo stasera. Non lo facciamo mai. Non la facciamo più. Perché è quella che ci ha influenzato. C'è molta influenza, quindi non la facciamo più. Shining. Mi spiace. Ce l'avevo qua, una domanda che ho sempre voluto ricevere e avevo affrontato risposta. Beh, anche La vita è bella. Caspita, quello sì. Anche io la vita è bella. No, tu parlavi di un film... Via da Las Vegas, io. non era bello comunque. Via da Las Vegas, che in un certo qual modo si rappresenta. Via dall'Italia. Via da Novara. È molto diverso. No dai, è ovvio sta sul palco. Il palco della nostra dimensione. Sì. O meglio, noi abbiamo fatto... Qualunque gruppo, dai. Abbiamo fatto tutta una serie di concerti nei salotti delle case private, che era un po' come stare sul palco e un po' come stare nel pubblico. È stato molto, molto bello. Svegliarsi tardi, E andare in saletta a fare le prove e caricare il furgone. andare in saletta a fare le prove perché non siamo riusciti a farle durante la settimana, caricare il furgone e andare a suonare direttamente lo stesso giorno, finire tanto tardi E ricominciare. e ricominciare. Palermo, anche Roma. Lugano, secondo me Lugano. Si chiama Berlusconi. No, però sì, Roma e Palermo ci sono rimaste fuori. Camere separate per Vittorio Tondelli. Direi, sono d'accordo. Non saprei, adesso non mi viene in mente nulla. Sto leggendo solo biografie di... basta. Sì, comunicare quello che vogliamo dire sia in musica che in parole, comunque l'intensità, la passione di cui parlavamo prima, comunicarla in questo modo. Sei soddisfatto della vita che fai? Sì, ma potrebbe andare meglio. Vi sarebbe piaciuto essere dall'altra parte della telecamera in questo momento? Sì. Puoi dire anche che ore sono, dire l'ora. Potresti fare una cosa del tipo: che domanda mi faresti? Che domanda, infiniti, tipo il gioco degli specchi. Sì, vorresti lasciare... No, aspetta. Vorresti lasciare il tuo amore? Tagliamo tutto. Lasceresti il tuo lavoro per la musica? Sì, assolutamente sì.